Caro Zaia, non ci siamo. Approvata la legge finanziaria e il bilancio della Regione Veneto, ultimi in Italia, altro che primi, siamo addirittura dopo 37 anni dovuti ricorrere all'esercizio provvisorio. Questo dimostra la crisi nella quale il Veneto e la Regione stanno vivendo. Non ci sono risorse per un fondo di solidarietà come il Partito Democratico aveva proposto per aiutare i lavoratori in crisi e gli imprenditori in crisi. Oltre 60 suicidi sono avvenuti nel nostro Veneto, nella nostra regione, nel silenzio della Giunta Zaia. Non ci sono risorse sul sociale. Molte associazioni, molti luoghi del volontariato verranno colpiti pesantemente da questa finanziaria. Non ci sono soldi per aiutare le famiglie nel pagamento degli affitti della casa. Quindi una finanziaria che non dà speranze a questo Veneto, che non investe sul futuro. Siamo stati costretti noi a fare il governo al posto di una giunta che è incapace e non riesce a dare risposte nemmeno al funzionamento dei propri enti, i soldi per l'ARPAB, i soldi per Veneto Strade. Abbiamo per fortuna trovato le risorse per fare una legge sulle infiltrazioni mafiose, contro le infiltrazioni mafiose che tanto colpiscono il Veneto. Per fortuna abbiamo trovato le risorse per dare ristoro a chi è stato colpito dalla tromba d'aria nella zona di Salboro, nei comuni della cintura urbana, dopo 5 anni questo scandalo, che non avevano ricevuto nemmeno €1 di rimborso. Siamo riusciti finalmente a far coprire i soggetti che hanno operato e lavorato all'interno di Montevende, sono stati esposti al gas radon. Finalmente dovrebbe partire un monitoraggio sanitario nei confronti dei lavoratori esposti a queste tremende radiazioni da parte dell'assessorato alla salute. Avevamo tentato di dare un segnale forte, quello di ridurre gli stipendi dei top manager della Regione Veneto. Purtroppo per soli 2 voti questo mio emendamento non è passato, non siamo riusciti ad approvarlo in sede di bilancio perché Lega e PDL hanno messo gli interessi dei top manager davanti agli interessi dei cittadini del Veneto. Caro Zaia, hai messo pesantemente le mani in tasca ai cittadini del Veneto e a pagare saranno sempre i soliti, i più deboli. Hai aumentato i ticket sulla sanità che colpiranno così pesantemente le persone malate, le persone anziane, le persone più in difficoltà. Ed è stata ripristinata la tassa sulla pioggia, quella che avevate cancellato pochi giorni prima del voto, perché tanto a voi quello che interessa è solo fare propaganda. Ma ormai il quadro è chiaro, basta con le cortine fumogene che continuamente vengono realizzate in questa regione. Il re è nudo, la ricreazione è finita, il Veneto ha bisogno di cambiare musica e di cambiare anche i suoi suonatori.